Troppo. Prova a fare. Sì, Franco. Fammi sapere se sei la mia voce. Se colleghi con la macchina o che fa di posizione video e audio. Cosa per dire? Stanno uscendo. Con la di una cosa del Da scatti dice di togliere il microfono. Allora, togliamo il microfono e facciamo senza microfono. Tolgo il microfono, Franco. Ok, tolto. Adesso è meglio? Inquadra la Santa. Vieni, inquadra la Santa. Stanno caricando la Santa sulla. La Santa viene messa sul cocchio da. Perché serve? Non è che è il mio telefono che fa gli scatti? Prova a staccare il. Fa interferenza questo. Togli il telefono. Ok. Santa è pronta per il rientro. Ferro. Prendete col combinato questo gigante appena alla Santa scotta. Dovranno. Che il cocchio viene da Mar, il proprietario del signor Raimondo Caras, gioco molto giovane, ha 5 anni, cercatissimo una sacra pesante, naturalmente condotto dal signor Cavara, il signor Fisio Perrino. Questo gioco partecipa dal 30 processioni. Vilano fuori per loro a seconda presenza. Uno di questi magnifici esemplari cerca un difficoltà. La presenza dei buchi è resa possibile grazie ad un po' che ognuno sciolto dal cittadino di Villanova. Per chi fosse messo in collegamento in questo momento, sentiamo nuovamente tutti gli amici collegati in tutte le parti del mondo. Stiamo andando in diretta le immagini di streaming per la seconda volta le immagini del processo di Santa Maria in streaming. Certamente potete vedere le immagini dalla mia voce, capite che un po' di emozione. Direi che siamo molto emozionati per questo, per questa diretta. Siamo dovuti spostare un attimo, diciamo che l'idea di riuscire a far vedere le immagini della festa ai nostri concittadini sparsi in ogni parte del mondo ci inorgoglisce, allo stesso tempo ci emoziona tantissimo. Parte mia di Sergio Pacchi, cercherà di fare le riprese, di Franco che sarà in studio per la regia, lunga per lo braccio tutti gli emigrati, non solo da parte nostra ma da tutta la comunità di Milano. La processione fa il giro della chiesa, approfittiamo per mandare un pensiero, una pace di carissimi amici di Agua Santas che anche oggi sono impegnati nel festeggiamento in onore di Santa Marina. Come tutti sapete, il nostro è l'unico paese in Italia a festeggiare questa santa di origini spagnole. Lo
Papa lo stesso giorno in cui si festeggia appunto la 40 di Spagna. L'ultimo non meno importante braccio è il pensiero agli ammalati che oggi non possono essere presenti qui a Santa Maria, che allora sono dedicati all'immagine della processione con la speranza di farli sentire parte della festa. Loro mettiamo un rosa e un bacio. Prova di nuovo. Mamma. Vai. Senza microfono, va bene. Sì. Ok, tranquillo. La confraternita di Villanova Forro, con i chierichetti, le prioresse con lo stendardo, aprono la processione di Santa Marina. Durante tutta la processione gli uomini e le donne si alterneranno al canto del rosario, accompagnati dalle launedas del maestro Magia. Bellissimo gioco, affronta la prima discesa con la Santa e appresso la processione. Bellissime queste immagini. Sottofondo i canti, il canto del rosario eseguito sia dalle donne alternato al canto degli uomini, accompagnerà la Santa lungo tutto il percorso. Affrontando la discesa verso il paese, e come potete vedere in sottofondo si vedono le case di Villanova Forro, i fedeli tutti riuniti quest'oggi in questa processione come ogni anno.
Anche gli uomini intonano il rosario, le sentite? Alternato al canto delle donne. Volevo ricordarvi che questa diretta è resa possibile grazie ad un servizio streaming gratuito, quindi è possibile che ci siano delle interruzioni pubblicitarie di tanto in tanto, quindi le immagini verranno interrotte per dare spazio appunto a degli inserimenti pubblicitari. Vi preghiamo di pazientare e di rimanere comunque in linea, perché il servizio si ripristinarà automaticamente il più presto possibile. Solo gli inconvenienti della diretta streaming gratuita. Potrebbe verificarsi qualche interruzione di linea. Una perdita del segnale potrebbe portare all'oscuramento delle immagini. I nostri tecnici cercheranno di ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. Ci scusiamo anticipatamente con voi, non essendo dei professionisti. Noi ci mettiamo tutto l'impegno possibile, ma l'imprevisto, come si suol dire, è dietro l'angolo. Adesso, per qualche minuto, proseguiamo la processione in religioso silenzio. Salve Maria, vera de gracia, tu Signore tu sei, benedicta sei tu in credo tu sei, benedicta Santa Marina nasce nell'anno 123 d.C. in una località chiamata a quel tempo Antioca, vicino al lago di Limia in Spagna, e oggi è conosciuta come la città di Ginzo de Limia. Il padre era di nobile famiglia, si chiamava Teodio ed era il governatore di Ginzo. La madre morì subito dopo la nascita di Marina e la piccola venne affidata dal padre ad una contadina che la fece battezzare e le insegnò la dottrina cristiana. Sì.
Nell'anno 138 d.C. Adriano, imperatore di Roma, mandò in Galizia un governatore che si chiamava Olibrio. Egli pervenne in Galizia, località importante e molto popolata, dove iniziò a torturare chiunque professava la fede cattolica, macchiandosi le mani di sangue e di molti a Ghinzo dell'Imia, e scorse Marina mentre pascolava le pecore. Notò subito in lei una singolare perfezione e decise di prendere con sé Marina utilizzando la violenza, e quando la vide da vicino notò che dal suo collo pendeva una piccola croce e capì che Marina era cristiana. Salve María, llena de gracia, su Señor es con te. Bendita eres tú entre tus hijas, bendita es tu fruto y sin entrañas tu allí. Salve María, llena de gracia, tu Señor es contigo. Bendita eres tú entre tus hijas, bendita es tu fruto y sin entrañas tu allí. Olibrio chiese Marina in sposa. Marina non si fece intaccare dall'importanza del ruolo del governatore ricopriva, né tantomeno dei doni e regali che poteva offrirle, bensì dichiarò pronta a morire per la propria fede cristiana. Olibrio provò a convincere Marina, ma essa non ci fece sconvolgere e venne rinchiusa in un carcere, fino a trovare l'occasione e il tempo per giudicarla in un processo pubblico. Dopo che Marina fu arrestata, un sacerdote chiamato Teottimo, che circolava in incognito fra i cristiani del tempo per istruirli nella pratica spirituale del cattolicesimo, andò a visitarla e a confortarla, portandole anche qualche nutrimento.
Prosegue la processione verso il paese centro abitato di Villanova Forro. Vedete con quanta partecipazione i fedeli accompagnano la Santa lungo tutto il percorso. I canti continuano ad alternarsi tra uomini e donne che ininterrottamente cantano il rosario. Salve Maria, Reina de gracia, su Señor con te, benedicta eres tú inter totus semina, et benedictum fructus ventris tua, Jesús. Santa Maria, Mamma de Deus, pregai-nos a todos pecadores, moriens hora et desta morti nostra. Amén, Jesús. Salve Maria, Reina de gracia, tu Señor es con te, benedicta eres tú inter totus semina, et benedictum fructus ventris tua, Jesús. Santa Maria, Mamma de Deus, pregai-nos a todos pecadores, moriens hora et desta morti nostri. Amén, Jesús. Santa Maria, Mamma de Deus, pregai-nos a todos pecadores, moriens hora et desta morti nostri. Amén, Jesús. Santa Maria, Mamma de Deus, pregai-nos a todos pecadores, moriens hora et desta morti. Poiché Marina superò tanti e così atroci tormenti, Olibrio comandò ad un carnefice di nome Malco che sguainasse la spada e le recidesse la testa. Il carnefice accordò a Marina un po' di tempo affinché lei potesse fare una breve preghiera prima che le venisse tagliato il collo. Si vide scendere dal cielo una candida colomba che le portava una croce d'oro e contemporaneamente la terra tremò e si udirono suoni molto minacciosi. Malco diede il colpo mortale e quando la sacra testa di Marina cadde a terra scaturì una sorgente cristallina e nel fare altri 2 salti di seguito scaturirono 2 sorgenti di acqua pura con la distanza di 30 passi l'una dall'altra. Marina fu martirizzata il 18 luglio dell'anno 138 d.C. all'età di 15 anni. Maria, Mamma de Deus,
Come potete vedere, la Santa oggi è vestita con il tradizionale vestito rosso, acquistato nel 1965 dal parroco Don Virgilio Stesso, che espresse il desiderio di confezionare questo vestito di colore rosso sangue a testimonianza del martirio della Santa. Il desiderio venne preso in realtà nel 1975, ripeto, con le offerte di persone generose. Venne acquistato questo bellissimo abito in setta ai fili d'oro che adorna Santa Marina nei giorni dei festeggiamenti. L'abito fu confezionato a Torino e negli stessi anni una donatrice di Villanova Torre acquistò anche un vestito di colore bianco in sostituzione di quello vecchio ormai logoro. Ora andiamo avanti e Questo si deve ingrassare. cerca di stare ingrassato. La palma tenuta nella mano destra della Santa risulta opera di un argentiere di bottega sarda del XII secolo, in argento sbalzato, cesellato e bulinato. Si presenta come una spicciola culminante in una sferetta che regge una foglia ondulata a sfondo puntinato. Il Vangelo che tiene in mano in argento sbalzato, cesellato e bulinato. Anche in questo caso si tratta di un'opera di un argentiere di bottega sarda del XVII secolo. Il libro è inciso con fiori a lungo stelo e petali filiformi con fiori a campanella. Letteralmente presenta elementi a base rigata, come se si volesse imitare l'aspetto reale dei libri a un doppio anello di sostegno. I cappelli del simulacro di Santa Marina
risultano essere una parrucca di capelli veri fissata sulla testa da uno splendido stellario del XVIII secolo, in argento sbalzato, cesellato e bulinato, è decorato da fiori e racemi ad una foglia palmata al centro. La raggiera è composta da 19 raggi lanceolati, di cui 9 con stelletti al vertice. Alcune di queste hanno al centro pietre in pasta vitrea di colore rosso e verde. Come sentite dalle campane siamo ormai prossimi all'arrivo alla chiesa di San Francesco d'Assisi. Le campane sono una festa, siamo praticamente sulla piazza in questo momento. La Santa arriva alla chiesa di San Francesco.
Carissimi, nonostante questo rito si celebri ogni anno, si prova sempre una grande emozione perché siamo presenti non tanto fisicamente, ma col cuore, con l'amore, perché ognuno di noi ha voluto in qualche maniera sollevare lo sguardo alla umile serva del Signore, Santa Marina, perché abbiamo tante cose da chiedere e per ottenere la sua benedizione. Eccoci allora ai suoi piedi e ancora una volta, prima di concludere questo nostro grande momento spirituale, lo concludiamo con questa bella preghiera che avete in mano. Preghiera a Santa Marina. O Vergine fedele, martire e gloriosa Santa Marina, che conferma sostanta avete trionfato dei pericoli del mondo per conservare sempre puro il fiore della verginità,
e con meraviglia avete disprezzato le ricchezze, gli onori e le gioie terrene per seguire Gesù Cristo e osservare la sua dottrina, voi che il Signore vi chiede. Tutti di gloria nel cielo e di santo potere in favore dei vostri nipoti, guardateci oggi ai vostri piedi, venuti per domandarvi grazie e favori. Ravvivate la nostra fede, sostenete la nostra speranza, infiammate la nostra carità e otteneteci la grazia di vivere e morire come cristiani, per poi godere eternamente la gioia del Iscogius angelica della fina sposa dei onnipotenti, difendei agenti virgini Santa Marina, difendei agenti virgini Santa Marina, questa Spagna illustrata, fatta prima luci e freschi, a te la vita resti, tutta Deus dedicata, seducenti chiamata Sega divina, difendei agenti virgini Santa Marina, difendei agenti virgini Santa Marina. L'ultima strofa. Suo cristiano, chi sa gloria una alta, desonorai non lascia limus abidoniano, e con cultus soverano, ora la eroina, difendei agenti virgini Santa Marina, difendei agenti virgini Santa Marina. Prima di riportare il simulacro dentro la chiesa, vorrei esprimere un sincero grazie al comitato che ha lavorato in sincronia e con impegno per rendere questa festa veramente degna della nostra devozione. Ringrazio quindi tutti coloro che hanno zelato in qualche maniera perché riuscisse con serenità e con senso profondo religioso questa ricorrenza. In modo particolare vorrei veramente esprimere la mia riconoscenza a voi tutti, o fratelli, perché siete stati da ammirare sia il giorno che siamo saliti nella processione del Vespro e soprattutto questa sera. È stata una processione veramente degna di essere chiamata processione. Il canto del rosario, così alternato tra cori femminili e maschili, la partecipazione silenziosa di tante persone, veramente mi lasciano un profondo senso di commozione questa sera e quindi a tutti quanti vada il mio sentito grazie e che Santa Marina vi protegga e vi aiuti nelle vostre necessità, soprattutto che vi aiuti
a vivere nella vostra famiglia in pace e armonia. Auguri a tutti e a Trosanno con saluti. Ci aiuta? Io no. Io. Va. Sembrava mia mamma. Ti sembrava? Scusa. Andrea! Qua più di questa santa e si spostata guarda indietro. Allora. Tu qua disturbi. Così, bravo. Sì, impara. Buona Santa Marina. Sei sempre fuori campo. Che vita nuova. Speriamo, poverino. Allora, Genesieri vuole salutare la Io aspetta, adesso salutiamo. Allora, diciamo dove farlo lì. Possiamo fare una parte così. Ci giriamo verso di qua, aspetta. Così l'audio è verso di qua. Sì. Perfetto così. Allora, la processione è terminata, la Santa è, come avete visto un attimo fa, è entrata in chiesa. I componenti del comitato hanno portato la Santa in chiesa, adesso approfittiamo di questa diretta, abbiamo ancora del tempo a disposizione e la linea per chi volesse mandare i saluti ai propri parenti sparsi nel mondo. Approfitteremo di questo momento per mandare chi vuole dei saluti ai propri cari. Adesso faremo un giro e vediamo un po'. Ci sono già delle persone che mi hanno chiesto di poter inviare un saluto ai loro cari, adesso vediamo. Ciao Veronica, come stai? Infatti mi ha fatto una scritta. Anche a me. Sì, vedo una scritta dove c'è scritto Warning New York Connection. Quindi sicuramente c'è qualcosa che... Chiama Barbara. Ma posso già parlare? Ciao Martina, ciao Rob. Come state? Adesso arriva mamma, Barbara, e... Dai, vada, sta di fare. Ciao Marti. Ciao Martina. Ciao Martina. Ciao Rob. Ciao Marti. Grazie Marti lì. Ciao Marti, amore. Mandali i baci. Togli giù e mandali i baci. Mandali i baci. Anche i baci. Ciao, ciao Rob. Ciao. Fai la sommatoria della ribenda. Bravissima amore, sarà così.
Parlare un po' dei cavalli, dai. L'ho fatto 70 anni. Dopo dobbiamo cenare anche io e Pina, quindi ce li con loro. Un po' di cavalli, poi ci vengono Non c'è altra gente che deve salutare. Franco, c'è qualcuno che deve salutare lì? Ok, aspetta. Vedere una caduvanza con il superiore di semi, ci devi dire, non no, è una signora a superiore di semi. Che lo volevo fare per prima. Devi a me. Ah, arrabbio. Niente. C'è solo Fiorella che sta andando saluti. Sono i parenti, faccio io saluti. Allora, visto che non ci sono i parenti e ci hanno mandato i saluti, mando io un caloroso abbraccio, un saluto, un bacio a Fiorella e a Franco e anche a mamma e papà ovviamente, però siccome l'ha richiesto espressamente Fiorella e a Franco un braccio. A presto. Allora, con queste ultime immagini, con quest'ultima carrellata di immagini, possiamo chiudere questo collegamento via streaming mondiale. La speranza è che siamo riusciti a trasmettervi qualche cosa, di aver fatto qualcosa che vi ha fatto piacere, qualcosa di gradito per voi. Noi ci abbiamo messo dell'impegno. Se c'è stata qualche defiance, qualche cosa che non vi è piaciuta, vi preghiamo di scusarci con il proposito di fare bene l'anno prossimo. Atrus Annum, saluti da me, da Franco e da Sergio. Grazie ancora, Atrus Annus, ciao, a presto.